E allora eccoci qua al nostro spazio del memento che questa sera dedichiamo alle Olimpiadi invernali del 2026. Ermanno, noi un po' di anni fa abbiamo dedicato più di una puntata proprio nel momento in cui si iniziava a presentare la candidatura, a sperare che Cortina diventasse il centro d'Italia, il centro delle Olimpiadi invernali, e naturalmente così è stato fatto. Ma adesso ci troviamo di fronte a una spartizione delle varie gare in varie zone d'Italia e mi pare così d'impatto che siano poco coerenti. Vedere le Olimpiadi invernali a Milano mi lascia un po' perplesso. Peraltro c'è il problema di Cortina, che in realtà non ha avuto sufficienti gare da poter presentare, e quindi con la crisi poi del Bob, appunto, che ne parleremo, certo. E con noi abbiamo un ospite che ci spiegherà meglio cosa sta succedendo. Certo, e anche quali sono le possibilità future. Io saluto qua in studio il professor Dino Ponchio, buonasera. Buonasera. E grazie di essere qui con noi, è il presidente del CONI del Veneto. Con lei parleremo quindi di questo appuntamento olimpico invernale, ma parleremo anche appunto della questione della pista da bob di Cortina, una pista che era come dire, era presente nel master plan originale presentato per la candidatura e che oggi invece scopriamo che non verrà, almeno così sembra, più fatta a Cortina d'Ampezzo. Sicuramente un colpo duro per lo sport veneto e soprattutto anche per l'immagine di Cortina, che resta con lo sci alpino femminile e il curling sostanzialmente, quindi due discipline, ma insomma che meriterebbe molto di più, perché ricordiamo che con la pista da bob si va a perdere lo slittino, lo scheletron, oltre che al bob. Allora, Ermanno, se tu sei d'accordo, io proporrei un servizio per aprire questo nostro dibattito, nel quale riepiloghiamo un po' quello che è successo, professor Ponchio, nel corso di questa settimana, che è stata la settimana dell'annuncio ufficiale. Vediamolo assieme. La pista da bob di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026 non si farà. Il governo ha alzato bandiera bianca, annunciando di aver inserito la marcia indietro, come avevano chiesto da tempo peraltro i comitati locali e alcuni sindaci della provincia bellunese. L'annuncio formale al CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, è arrivato lunedì mattina da parte del presidente del CONI, Giovanni Malagò, mentre il Comitato Olimpico era riunito per la 141esima sessione a Mumbai, in India. Si ferma dunque il progetto di rifacimento della pista dedicata a Eugenio Monti, realizzata per i Giochi Olimpici invernali di Cortina d'Ampezzo del 1956, ma poi negli anni è rimasta abbandonata. Un progetto costoso, impattante, che avrebbe ristrutturato lo storico tracciato ampezzano tra ritardi e costi sempre più importanti, restituendo però a Cortina un impianto che probabilmente dopo le Olimpiadi invernali del 2026 sarebbe finito nuovamente nel dimenticatoio o con costi di gestione altissimi. Stiamo parlando di un progetto da 124 milioni di euro che non ha trovato costruttori per un appalto da oltre 80 milioni di euro per la sola realizzazione. Gli altri sono costi aggiuntivi relativi alla progettazione, l'IVA, il fondo rischi. Un impianto che doveva essere dotato di refrigerazione, la pista avrebbe dovuto essere mantenuta ghiacciata artificialmente alla luce anche del clima e delle temperature ormai sempre più miti anche in quota. Si è capito che per procedere ai lavori servirebbero almeno 150 milioni di euro, ma ormai i tempi di realizzazione sono quasi impossibili e una volta realizzata comunque quali sarebbero i costi di gestione? Ci saremmo trovati di fronte a un nuovo Mose? Non è la prima volta che l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 si trova in questa situazione. Anche la pista per il pattinaggio di velocità, che doveva essere realizzata a Baselga di Pinè in Trentino, ma alla fine le gare sono state assegnate alla Fiera di Milano, dove si disputerà anche l'hockey femminile, visto che il Palasharp milanese non sarebbe stato pronto in tempo.
Quello di Cortina comunque è uno smacco pesante su un progetto presente già nel master plan originale che la Fondazione e la Regione Veneto avevano sempre sostenuto a spada tratta. Le discipline dello slittino, del bob e dello skeleton potrebbero finire forse all'estero, ma anche qui la strada non è semplice. La pista di St. Moritz non è omologata e su quella di Innsbruck in Austria bisognerebbe comunque metterci le mani. Per non parlare delle ipotesi italiane come quella di rimettere in sesto la pista di Cesana nel torinese, che venne costruita per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 e che oggi è in stato di totale abbandono. Il Veneto intanto non molla, Zaia chiede una redistribuzione delle competizioni. Ma quali potrebbero essere accolte a Cortina? Io partirei da Losanna, dove hanno dato l'investitura a Milano e Cortina. Nel dossier Cortina era prevista la centralità del bob e tutta una serie di discipline. Adesso, come è previsto e accade molto spesso in Olimpiadi, si tratta di riequilibrare e redistribuire le discipline olimpiche. E questa è un'associazione che noi abbiamo fatto di fatto, Milano-Cortina, con un'equa suddivisione delle discipline. Sono cambiate molte cose nel frattempo ed è corretto che ovviamente si punti a un riequilibrio, visto e considerato che le Olimpiadi le facciamo in due e non c'è solo la Lombardia. Allo stato attuale, se le discipline non verranno redistribuite, Cortina ospiterà solo il curling e lo sci alpino femminile. Lo sci alpino maschile, si sa, è programmato per andare in scena a Bormio, in Lombardia. Allora, professor Ponchio, cosa possiamo dire? Cosa potrebbe succedere a questo punto? Possiamo dire un sacco di cose e quello che vogliamo. Quello che mi sento di dire è che intanto faccio una premessa, io mi arrogo la qualità di esperto di Olimpiadi, ma di quelle estive. Di quelle ne ho fatte 6, ho partecipato a 6 e le conosco profondamente, quelle invernali le conosco meno, ma aggiungo che la richiesta di organizzare le Olimpiadi la presenta al CIO il Comitato Olimpico Nazionale, quindi il CONI in questo caso, con le credenziali, le garanzie dello Stato, del governo. E quando si presenta una candidatura, c'è un dossier come ricordato nel servizio, ci sono onori e oneri e allora tutte quelle domande che sono state poste nel servizio le potrei fare anch'io, ma andavano fatte quando si è presentata la domanda, non fuori tempo massimo come siamo in questo momento. La pista di bob, io posso essere d'accordo o non d'accordo, ma il programma delle Olimpiadi è quello e va rispettato. Poi nell'immaginario collettivo, specie della gente del Veneto, Milano-Cortina Olimpiadi, noi vedevamo, scusate, vedevamo più Cortina che Milano. Milano che c'entra, si può dire, con le Olimpiadi invernali, ma posso anche dire che una edizione precedente è stata assegnata a Pechino e Pechino c'entra ancora meno con le Olimpiadi invernali e lì si sono andati a fare le gare, mi pare a 800 km, 600 km, quindi ben venga Milano che apporta un valore aggiunto, anzi apporta valori, soldi. Cortina dovrebbe aver portato il know-how di essere la sede ideale e il sito giusto per fare le gare. Adesso perdere il bob è perdere molto, ma è perdere, tra virgolette, la faccia. Noi, l'Italia, a Bombay, dove la faccia ce l'ha messa il CONI, ce l'ha messo il mio presidente Malagò, che ha dovuto fare la marcia indietro. Perché l'ha fatta? Perché il governo ha fatto la marcia indietro, quindi noi ci abbiamo messo la faccia e ci secca un po', noi come CONI. Adesso le soluzioni, tenuto conto che vedo che non a caso il presidente governatore Zaia fa politica, perché lui sul discorso Bob a Cortina si era impegnato non poco, ci aveva calato l'asso, adesso mi pare che incassi quasi con nonchalance, con un po', mi sembra un po' troppo allegramente il fatto che non si fa più il bob, proprio lui che ci aveva messo tutto il suo peso politico e di regione. Io un po' più di resistenza l'avrei fatta, poi i costi ci sono, ma ci sono in ogni caso. Cesana, che io conosco bene,
per essere riattivata costerebbe diversi soldini, milioni. Andare all'estero è perdere la faccia all'Italia, tra virgolette. Quindi le soluzioni non sono semplici, specie a questo punto, ma noi, come ho detto in altra occasione, l'Italia è abituata a trovarsi in situazioni di emergenza e il meglio di sé lo dà nelle situazioni di emergenza, mettiamola così. Quindi ci attrezziamo per il miracolo, non so chi lo farà. Sì, però dobbiamo anche informare i nostri telespettatori che purtroppo a causa del clima le Olimpiadi invernali non sono più le stesse, perché chiaramente il clima è cambiato, di conseguenza le piste devono essere piste artificiali per fare quelle gare che naturalmente è necessario fare, ma non è la neve di una volta. Quando c'è stata la prima Olimpiade a Cortina, la neve veniva da sola e di notte era ghiaccio. Oggi il grosso problema della pista da bob è quella di mantenerla ghiacciata, di conseguenza devo creare un meccanismo, diciamo, estremamente complesso e costoso per riuscire a mantenere ghiacciata la pista, perché io la posso ghiacciare ma poi se ne va durante la giornata, perché ormai abbiamo 5, 6, 7, 8 gradi durante il giorno di inverno e non possiamo rischiare di non fare il bob. E allora la domanda è questa: come riusciamo a continuare queste Olimpiadi? Perché dobbiamo andare al Polo Nord, ma anche il Polo Nord in questo momento è in fase di glaciazione. Beh, con la premessa che mi piace dire con un claim, uno slogan che credo di aver inventato io qualche trentennio fa, quando mi chiedevano in un convegno cosa sono le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono un'altra cosa, non sono paragonabili con niente. Basta sentire qualsiasi atleta che ha partecipato alle Olimpiadi o anche gli addetti ai lavori come me, io ne ho fatte 6 di quelle estive, ma non certo come atleta, che ero scarsissimo. E chi partecipa alle Olimpiadi dice le Olimpiadi è un'altra cosa, non c'è niente che tenga il paragone, il rapporto con le Olimpiadi, neanche i mondiali, neanche un campionato mondiale, perché le Olimpiadi estive sono 44 campionati mondiali contemporanei e quelle invernali sono 7, 8, 10 campionati mondiali contemporanei, quindi sono un avvenimento planetario e irraggiungibile. Detto questo, le Olimpiadi credo sia giusto e, tra virgolette, sacro farle. Perché? Perché le Olimpiadi sono l'acme della prestazione sportiva e quindi ci sono gli atleti che vincono, diventano gli eroi, quelli dell'Olimpo. E che funzione hanno? Di illustrare con le medaglie i loro paesi che rappresentano, ma soprattutto di innescare il meccanismo virtuoso della pratica sportiva, perché i ragazzi cominciano a fare sport vedendo i campioni che vincono. Io stesso ho cominciato a fare atletica vedendo Livio Berruti nel 60 vincere i 200 metri a Roma e come me moltissime altre generazioni di ragazzi hanno cominciato a fare sport vedendo l'immagine dei nostri campioni. Allora le Olimpiadi sono sacre per un sacco di valenze, ma anche e soprattutto per quanto mi riguarda come rappresentante del CONI Veneto e quindi dello sport di base, perché innescano, ampliano la base della pratica sportiva. Quindi le Olimpiadi si devono fare, è doveroso farle, è altrettanto doveroso farle bene, quindi chi le chiede, come l'Italia ha chiesto queste Olimpiadi, adesso ha l'onere e l'onore di farle bene. Certo. A me dispiace che non venga fatta la pista di bob, perché io ero allievo di Sior Paes e di Monti, quindi ho fatto anch'io bob. Il rosso volante. Sì, ho fatto bob a 2, naturalmente allora si spingeva e non c'era ancora il volante è venuto fuori dopo, si avevano i 2 tiranti, quindi che era ancora più impegnativo. Ecco. Io mi ricordo proprio quelle curve quando si correva e l'abilità di stare sull'altezza della curva giusta per riuscire a entrare e uscire con velocità e imboccare la discesa successiva. Questa era la cosa più interessante e ci ha raccontato un sacco di trucchi. Poi Monti poi è emigrato, poveretto, in Canada, perché naturalmente erano problemi, a quell'epoca c'erano problemi, diciamo, economici molto importanti.
Mi dispiace che non venga fatto, mi dispiace soprattutto perché l'Italia fa, come lei dice, una brutta figura, ma tutto sommato queste cose bisogna prenderle per tempo, perché noi italiani arriviamo a risolvere i problemi all'ultimo minuto. Questo non riesco a capire, perché ormai sono quanti anni che ci hanno concesso la possibilità di farlo? Sì, mi pare che siano almeno 6. 6 anni. E in 6 anni non abbiamo capito che questo impianto, che è costosissimo, bisogna dirlo ai telespettatori, perché con il clima che c'è adesso dobbiamo creare una possibilità di ghiacciare la pista di bob, e questa naturalmente dobbiamo anche conservarla. L'altro aspetto, dove si vanno a allenare i nostri bobbisti o i bobbisti d'Europa? Dove c'è la pista? Perché io credo che ormai il bob sia una improvvisazione, perché in nessuna parte d'Europa c'è una pista di bob sempre attiva e sempre disponibile. I problemi ci sono. Una cosa che mi perplime un po' è questa esplosione dei costi. Adesso nel servizio abbiamo sentito addirittura 140 milioni, eravamo partiti a 40 milioni, poi 60, poi ci si è stabilizzati per mesi, se non anni, a 80 milioni. 80 milioni sono tanti, sono una cifra significativa, che nell'ambito del budget delle Olimpiadi complessivo invernale però hanno un senso. Poi è chiaro che chi di dovere, in questo caso il governo, ha ritenuto di non impegnarsi. L'avesse deciso prima, chi c'era prima, adesso sarebbe stato meglio. Ma in ogni caso a questo punto bisogna quadrare il cerchio trovando una soluzione che potrebbe essere probabilmente Innsbruck, perché i costi ce ne sono, ma i costi minori dovrebbero essere lì, e fare una compensazione, perché come dicevo prima nell'immaginario collettivo le Olimpiadi invernali erano a Cortina. Se adesso Cortina diventa quasi accessoria e il baricentro è su Milano, Bormio, ma insomma Lombardia, io rappresento lo sport del Veneto, noi restiamo un po' male, quindi una compensazione, come dice il governatore Zaia, forse è giusta, bisognerà trovarla. Sappiamo che esistono, sono in programma le Olimpiadi, e come sempre il giorno dopo la fine delle Olimpiadi partono le Paralimpiadi, e quindi compensazioni se ne possono trovare in vari modi, compreso con un riequilibrio delle gare delle Paralimpiadi al limite. Quindi lei spera che vengano le Paralimpiadi per compensare la mancanza del bob? Non è che spero, ma certamente sul tavolo della discussione, posto che anche la Lombardia non avrà tanta voglia di mollare, perché l'accordo è stato fatto sulle gare che hanno già in programma loro, credo che bisognerà trattare, e se nelle trattative entrasse lo sport paraolimpico, che ormai ha pari dignità dal punto di vista dei valori sicuro, ma progressivamente anche dal punto di vista tecnico, organizzativo e mediatico, se arrivassero una quota a parte significativa, se non tutte le Paralimpiadi, potrebbe essere un modo per aiutare e compensare. Certo. Ma anche a livello di visibilità di Cortina, naturalmente, cioè la possibilità di, diciamo, aiutare Cortina ad essere visibile anche in campo internazionale, perché uno degli effetti delle Olimpiadi è proprio questo: mettere in luce la zona dove si pratica lo sport e poi creare un punto di attrazione. Ma il meccanismo per cui i comitati olimpici nazionali, ma dietro bisogna parlare delle nazioni, dei governi, chiedono le Olimpiadi, sono questi. Molto spesso le Olimpiadi finiscono in attivo, ma molte altre volte finiscono in passivo. Sappiamo che Londra è andata in passivo significativo per quelle estive, ma sono passivi sul breve periodo. Quello che succede è che nelle aree, zone, città metropolitane, regioni dove si svolgono le Olimpiadi c'è un salto di qualità assoluto dell'impiantistica sportiva, ma non solo, soprattutto dei collegamenti, delle infrastrutture. Già qui vediamo cosa sta succedendo per Cortina, e quindi un miglioramento assoluto delle infrastrutture, e il passaggio
a livello planetario per ore e ore delle località con un indotto dal punto di vista del catturare turisti, mi viene questa, del turismo che è tendenzialmente infinito, molto alto. E quindi diciamo Cortina comunque quei lavori che erano previsti per le Olimpiadi saranno completati, penso, al di fuori di quello che è il bob. Per quanto riguarda le infrastrutture, sicuro, se avete avuto occasione di andare a Cortina ci sono tanti lavori, facciamo molta fatica, ormai io vado quasi ogni settimana perché ci sono convegni a getto continuo, va bene i convegni, ma le Olimpiadi sono anche le gare, come dico spesso io con una battuta. Stanno lavorando molto, quindi le infrastrutture saranno a favore del territorio, della popolazione. Dal punto di vista impiantistico sportivo si farà molto, problemi ce ne sono. Il villaggio olimpico dove, come, perché, il pattinaggio dove, come e perché, certamente c'è da lavorarci molto, sperando, auspicando che il Veneto non venga penalizzato. Certamente, e ci batteremo per questo, per cui l'avremo ospite ancora, ne parleremo. Grazie infinite. Certo, grazie al professor Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto, grazie per il suo intervento, per quello che ci ha detto. Sicuramente torneremo ad interpellarla perché ormai appunto i giorni passano e l'appuntamento si avvicina. Grazie ancora. Per voi telespettatori invece ancora un breve break pubblicitario, poi ritorniamo con la cronaca internazionale. Purtroppo torniamo ad occuparci della guerra tra Israele e Hamas. Ne parliamo tra poco.